Gianmarco Russo e vedo con piacere Lavorare sugli investimenti. Anche in Veneto si registra una decrescita, la produzione è in calo. Confindustria sta dialogando con il governo per un intervento sull'Ires. Alla Banca Centrale Europea si richiede di abbassare i tassi. Alla vigilia dell'Assemblea di Confindustria Veneto Est l'analisi di Leopoldo Destro, presidente uscente e vicepresidente nazionale. Queste reti di città come si relazionano di fronte a una nuova Europa che finalmente si è delineata anche con un vicepresidente, con un governo e anche con una nuova regione Veneto che forse avrà una nuova immagine? Allora, è chiaro che sono step diversi. Partendo dall'altro è chiaro che noi dobbiamo avere un'Europa forte, un'Europa che abbia chiara una visione di politica industriale che parte anche dalle cose semplici ma fondamentali. Una su tutte, l'energia. Noi non possiamo più permetterci di avere un costo energetico che è il 40% più alto della Germania o doppio addirittura rispetto a Francia e Spagna. Questo è un gap competitivo che non possiamo più permetterci di mantenere. Quindi la visione primaria è che l'Europa deve essere un'Europa più forte e sostanzialmente in controtendenza su quello che si è fatto fino ad oggi. E vi sembra più forte adesso? Beh, iniziamo a vedere come impostano e che visione vogliono dargli, gli diamo fiducia, noi come Confindustria anche a livello nazionale i messaggi li passeremo forti, ieri c'è stato un trilaterale secondo me significativo con Confindustria appunto italiana, tedesca e francese e con la presenza anche della Presidente Metsola, quindi penso che i messaggi noi li passeremo in maniera chiara e forte. Abbiamo bisogno di più Europa, soprattutto di fronte a due colossi che continuano a crescere anche nelle economie che sono le economie del futuro e quindi dobbiamo sicuramente non essere da meno rispetto a Stati Uniti e Cina. Il governo deve fare la sua parte, anche qua abbiamo fatto delle richieste specifiche, capiamo che la coperta è corta, però mettiamo poche cose ma fatte bene. Abbiamo bisogno di mettere a terra investimenti che devono andare nell'ottica di affrontare le diverse transizioni, investimenti che devono andare nell'ottica di essere più competitivi nei mercati e quindi c'è bisogno assolutamente di rivedere Industry 5.0 che deve essere modificata nei tempi e nei modi. C'è bisogno di andare incontro ad un'Ires diversa e quindi la nostra richiesta è di cambiare le percentuali dell'Ires per gli utili che vanno reinvestiti all'interno dell'azienda, bene il cuneo fiscale perché dobbiamo guardare anche ai nostri collaboratori che diventi però permanente e quindi queste sono un po' le macro richieste che chiediamo al governo con cui si dialoga e con cui dobbiamo insieme capire che le sfide sono complesse e difficili.